Vorrei anche sapere quanti voli, quanti aerei a te, se è vero il dato dei 21.000 all'anno, dovrebbero essere 19.000, invece hanno superato i 21.000 l'anno scorso, se è vero questo dato oppure no. Però è anche altrettanto vero che tutte le città in Italia vorrebbero avere un aeroporto, ecco, quindi è quello il problema. Però ecco, quello di moderare la presenza dei voli, ecco, secondo me ha un senso fondamentale, perché ricordo durante la pandemia, quando si usciva per San Giuseppe, si andava in giro magari con il cane, si sentiva gli odori, i profumi dei fiori, dell'erba. Adesso non si sente più niente perché ci sono i fumi degli aerei, dei 21.000 aerei che scendono, salgono. Quindi c'è un grossissimo problema su cui evidentemente bisogna pensare, ma c'è anche da pensare a una ristrutturazione. È stato ristrutturato la hall dell'aeroporto, ma bisognerebbe anche pensare al vicino altro aeroporto di Canizzano, quello militare. Che senso ha quell'aeroporto lì, fermo lì? Non è pensabile poter allargare in modo che ci possa essere uno spettro più ampio, ecco. E poi questa domanda, che senso ha l'aeroporto, credo che dobbiamo chiedere agli amici di Quinto, perché scendono e salgono soprattutto dalla parte di Quinto, dove evidentemente il disturbo è enorme.